Buonasera a tutti. Buonasera cari amici. Buonasera, bentrovati. Bentrovati, sono qui col pendolino che mi ha regalato la Hilde. Sì, alla fine l'ha spuntato lui quel pendolino. Esatto, però ne ha altri. Va bene, Sì. allora, vedo che in questo momento c'è ancora qualcuno che non è arrivato. Cioè praticamente ci siamo io e tu. Senti, Tu e allora, io. tu posso farti una domanda io mentre stiamo aspettando i nostri amici? Ma no, invece diciamo quello che facciamo di solito, Esatto. vale a dire che tutta la settimana abbiamo degli appuntamenti e questi appuntamenti si concentrano Ciao nei giorni Perla, che... scusa, la prima che è arrivata. Ciao Perla. Ciao Perla. Ma caspita, ma quanti Sì, siete? ma vedi che non aggiorna secondo me le presenze, non però aggiorna c'è presenze. qualcuno. Bene, adesso li salutiamo, aspettiamo che ne arrivino un altro po' e spieghiamo come ci organizziamo durante la settimana. 17, così che... faccio che non c'è nessuno. Non c'era nessuno, Perché non c'era 17. Sì. Figurati se c'era qualcuno, cosa ci sarebbe potuto essere. Allora, noi ci vediamo il lunedì sul mio canale YouTube alle 21:30 fino alle 22 passate, il mercoledì sul canale YouTube del Marietto Veneziano dalle 20:30 alle 21, 21:15, il venerdì sul mio canale YouTube come oggi, sempre alle 21:30 fino a dopo le 22, e il sabato alle 16 sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Vi ricordo anche che abbiamo i gruppi su Facebook, i Casti Sacerdotali e Magie Sibille Tarocchi e Radiestesia, un sito di riferimento da cui potete scaricare gratuitamente i circuiti, e questo sito è ilcapitano.altervista.org, è un sito che parla di radionica ma che ha a disposizione anche dispense e una sezione dedicata appunto all'ermetismo, lo trovate cliccando sul Degarda. Bene, Telegram, il Magi Cerceri Bertoldini, lunedì tra le 20:30 e le 21:30. Bene, detto questo Marietto, visto che ci sono ben 21 amici collegati, andiamo a vedere, e qualche domanda, cominciamo a salutare. Prima a salutare gli amici che ci hanno già scritto qualcosa. Esatto. Però il mouse mi sa che è meglio che usi tu, perché... ma te lo dico sempre, io lo dico a ogni diretta, ho dato un colpo di mouse e va via. Allora abbiamo Perla. Ciao Perla, ciao Fiore, MV, ciao. Lilianas 27, Rosa, Kiwi, Claudia, Kiwi. Italia, Valeria, Maria, Chiara, Giovanni, Barbara, Rosa l'abbiamo salutata, MV l'abbiamo salutata, Isa, Alessia, Antonio, Mary. Bene, l'avevamo salutato, sì. Benissimo, allora, se ci scrivete i saluti noi vi ricambieremo sicuramente. Cominciamo con le domande. Sì, se avete delle domande fatele pure. No, vi ricordiamo per i nuovi che si dovessero collegare adesso che... ciao Tiziana. E ciao anche Edi. E ciao Sara. Salve Sara. Sì. Ciao Sara. Ciao. Allora, è importante che ribadiamo un po' come devono formulare la domanda, dovranno mettere il nome, la data propria, la targa, il DNA. Allora, questo è un argomento scottante dell'ultimo periodo, la mappatura genetica della popolazione. Comunque, al di là di questo, vabbè, ovviamente stavamo scherzando, il nome, però nome e data ci servono. Se chiedete su qualche altra persona, nome e data dell'altra persona, e la domanda ben formulata, ricordatevi che voi conoscete la vostra storia, noi no, dunque la domanda deve essere comprensibile per qualcuno che non sa niente di voi. Bene. Cioè noi, finché non li sbirciamo. Più o meno è chiaro il messaggio. Io porto la mascherina perché sennò parte l'antivirus del computer, non per via del coronavirus. No, il distanziamento. Siamo Lei no, a stretto contatto, no, ormai sono abituati. Il tuo PC ormai non svengono più. Allora partiamo con la prima domanda, che è Perla in pole position. Cominciamo da Perla, mi raccomando sappiate che noi rispondiamo in ordine di arrivo, dunque la tempestività è importante, prima arrivate, prima ponete la domanda. E domani ricordatevi R4 con Marietto, nel mio canale, non esatto, no, il canale. E l'altra cosa è che per poter scrivere la domanda dovete essere iscritti al canale, dunque in questo caso al mio canale, domani al canale del Marietto Veneziano. Benissimo. Perla. Allora. Buonasera Hilde Marietto.
Perla 2 agosto 74. L'INPS mi risponderà entro 3-4 mesi per il ricorso amministrativo presentato per la pensione di reversibilità. Più chiara di così? È stata molto precisa, brava Perla. Luci sul circuito. No, luci del... Sì. Ti volevo puntare un po'. Bene. Io ti ho preso la lettera, cosa credi? La pizza che abbiamo finito di mangiare. Sì, lo stomaco. È partita anche una striscia pedonale, mi sa che l'ha sniffata. Aspetta. Ma che dici? Ma Marietto. La luce te l'ho messa sul serio. Un pendolino mi dice. 3-4 mesi. Sono dura, Mi sa di no. Prova a vedere quale si vede una bella radiografia più chiara. Va bene, vediamo un po' cosa succede nei prossimi 3-4 mesi per Perla e la questione dell'INPS. Sì. Per la pensione di reversibilità. Metto più in qua così. Allora giro un pochettino per poter favorire la stesa e la visione della stesa. Dunque, non ho fatto il taglio, scusate. Ero talmente presa. Allora, l'attesa c'è, probabilmente ci sarà anche un colloquio, un qualcosa, però vediamo cosa dice. Allora, di base non è male, consideriamo però che le sibille oltrepassano i 3-4 mesi, possono vedere un arco di tempo anche di 3-6 mesi. Dunque, effettivamente abbiamo una linea del passato dove si vede che c'è stata una prima problematica importante o comunque qualcosa che doveva essere risolto forse anche un po' urgentemente, che si è manifestato all'improvviso. Ad ogni modo sembra che o forse un primo suggerimento, incontro determinante in questa direzione sia avvenuto con una donna che probabilmente ti ha ascoltato oppure ti ha consigliato, ti ha indicato. Al momento vedo che c'è un uomo che si sta occupando di questa cosa. È un uomo comunque molto comunicativo, molto disponibile e che sembra proprio sapere dove mettere le mani o comunque il da farsi. Nel prossimo periodo però ci sarà ancora dell'attesa, considera che adesso abbiamo visto passato e presente, dunque da qua in avanti vedo che c'è della preoccupazione e che questa cosa va affrontata. Bisogna portare un po' di pazienza, però ci sono ancora delle attese o comunque un periodo incerto, ma il sostegno di un qualcuno che ti saprà guidare o indicare, potrebbe essere una persona più grande, comunque a te vicina. Nel prossimo periodo sembrerebbe muoversi qualcosa, la possibilità di avere una qualche risposta o comunque un movimento, qualcosa di positivo. Dunque abbiamo un andamento oscillante, un po' di preoccupazione, poi sembrerebbe che qualcosa vada avanti, ma con la carta della gelosia temo che ci sarà probabilmente un primo intoppo o un primo no, diciamo, una piccola perdita o comunque qualcosa che non fluisce proprio subito nella giusta direzione. Diciamo che dunque non vedo un esito favorevole entro 3-4 mesi. Nonostante ciò, non è un no definitivo, perché sembra proprio che possano arrivare più avanti delle informazioni o comunque delle conferme. Ci vorrà un po' però, anche perché quelle informazioni e quelle conferme sono così in là nell'esito che non riusciamo a vedere di che natura o le conseguenze di questo. Dovremmo vedere più avanti, però per ora no. Per il momento. No. Allora, vediamo le prossime domande. Mi permetto
Marietto, di far scorrere questo mouse. Abbiamo Valeria, il nuovo lavoro come andrà? 29 gennaio 62. Allora. Sì, bene e no. Esatto. No, è male e sì, è bene. È bene. Vediamo un po'. Valeria, Sì. Aspetta, sta cambiando. È andato sul sì. Ci ha messo un po'. Sarà una partenza un po' in salita, però alla fine... È probabile che, diciamo che magari all'inizio l'adattamento non sarà semplicissimo. Ad ogni modo vediamo cosa dicono le sibille, facciamo questa stesa per Valeria, vediamo 29 gennaio 62, nuovo lavoro, vediamo un po' i prossimi mesi come saranno. In effetti il taglio fa capire che è un ambiente dove si consumano parecchi pettegolezzi. Ti trovo in forma stasera. A me? Sì, grazie. Mai. Non lo so. Forse perché mi hai pagato la pizza. Allora è un'adulazione questa. Una beccatina, via. Ecco, bene. Allora, per quanto riguarda il lavoro, è possibile che nel passato, appunto, ci sia stata una forma d'attesa all'inizio molto più favorevole, ottimistica. Abbiamo ben 2 carte di attesa, solo che cambiano completamente nella loro natura, dunque è probabile che le questioni lavorative ti abbiano dato ho creato delle aspettative, proprio delle attese vere e proprie. Dunque magari non subito hai avuto una conferma o una riconferma. Ad ogni modo al presente effettivamente è stato stretto l'accordo, ci sono dei progetti, dunque in questo momento c'è anche dell'entusiasmo e questo è molto positivo. Cosa succede però più avanti? Dunque intendiamo nel prossimo periodo, potrebbe essere l'arco del prossimo mesetto, che cominceranno a esserci delle situazioni un po' strane, dove forse noterai che sarà decisivo farsi valere e attenta perché comunque potrebbe esserci della gelosia nell'ambiente di lavoro, dunque dovrai in un certo senso rigar dritto, essere un po' rigorosa, magari un po' più sulle tue, non è momento, e comunque forse ti consiglio di non fidarti del tutto perché continua, anche in chiusura qui abbiamo la carta della falsità, dunque certo non ti vedo stare male in quel posto, però ti devi riguardare un pochino perché effettivamente qualche insidia ci sarà. Primo vediamo gelosia militare, la falsità nell'esito nemico e nemica, dunque non è che sarà proprio tutta una discesa, è possibile che i primi tempi l'ambientazione non sarà semplice, sebbene vedo che è come se ci fossero più figure accanto a te e ti mostro l'esito. Vedi c'è una giovane fanciulla e un gran signore, dunque questi hanno una valenza piuttosto positiva, ma nemico e nemica. Dunque un luogo che presenta delle insidie, non ti potrai fidare tanto facilmente di eventuali colleghi o superiori. Dunque attenta, all'inizio no, e poi quando conoscerai la situazione probabilmente andrà meglio. Andiamo avanti. Vediamo un po', andiamo avanti. Chiara, 18 aprile 97. Volevo sapere se la prossima settimana riuscirò a passare gli esami che mi sono prefissata di dare. Vediamo un po'. Con favore Chiara. di camera. Giusto? Lo ci faccio io da operatrice, tecnico, regia. Sembrerebbe di sì.
Sembrerebbe proprio un bel sì. Vediamo un po', le sibille cosa ci raccontano. Allora, abbiamo detto Chiara, mi ricordo solo del 97, 18 aprile. Vediamo se darà gli esami che si è prefissato. Mescolo. Beh, ti stai preparando e ti vedo come in una fase di valutazione, se darli tutti oppure no. Ehi. Allora, ascolta, io ti vedo parecchio stanca, Forse ti sei spremuta tantissimo per poterti preparare. Vedi in questa linea, che è la linea del passato, abbiamo sì un percorso che stai seguendo con anche un grande impegno, no? Una grande determinazione, una voglia di farcela, no? Di riuscire, anche perché la carta dell'Imeneo mi dà un'indicazione positiva nella scelta del percorso di studi che hai fatto. Dunque tu sei molto determinata, volenterosa, però hai raggiunto un momento di enorme stanchezza di recente. Forse una parte di te ha pensato anche di mollare in un certo momento, non eri tanto sicura, non eri forse piena di energie. Non solo, ora sei molto determinata, hai voglia di lottare, di affermarti, c'è qualche rimpianto comunque e non so se c'entra una figura maschile che in qualche modo ti ha distratto di recente, recentissimo, direi proprio. Effettivamente nel prossimo periodo abbiamo qualche valutazione, forse te le sei prefissato, ma ti sei messa sulle spalle un carico troppo grande, potrebbe schiacciarti, attenta. Dunque valuta di nuovo bene se veramente devi dare tutti gli esami che ti sei fissato, magari ne puoi fare qualcuno in meno, uno ben fatto, perché il rischio è che tu possa arrivare stanca e magari non ottenere il risultato che vorresti. C'è qui la carta della lontananza, magari capisci, non avere premura di toglierti gli esami, perché magari non dico che poi ti tocca ridarne qualcuno, non voglio dire così, però non è detto che tu ce la faccia tranquillamente, vedi malinconia, felicità perduta, dunque un carico troppo eccessivo. Ad ogni modo una riuscita c'è, nel senso che qualcosa lo darai e qualcosa sarà anche positivo, ma qualcosa no. Dunque magari devi valutare bene quello su cui sei veramente preparata e andare a dare quelle cose lì, gli esami su cui ti senti più forte, altrimenti magari qualcosa riuscirà e qualcosa no, ok? Spero di aver risposto. Sì. Vediamo la prossima domanda. Sono Marietto Veneziano. Lui è Marietto Veneziano. Sono Marietto Veneziano. Sì, perché qua c'è solo Hildegarda stasera, sì. L'altra sera era il contrario, io ho il cartello. Allora, andiamo avanti. Vediamo un po', abbiamo... Giovanni ci saluta. Esatto. Scendiamo. Barbara l'abbiamo salutata perché dice ci no. sono anche io. Certo, la Barbara, ciao Barbara. Allora, Rosa, vorrei sapere se sarà saggio trasferirmi in una casa che ho adocchiato. Rosa, 15 luglio 73. Vediamo se sarà una buona scelta la casa che ha adocchiato. A favore di camera, please. Yes, I'm sorry. No. Forse saggio no. Forse saggio no. Vediamo se sarà positivo per lei, perché allora, saggio magari il pendolino che interpreta la lettera magari non la ritiene una cosa saggia, ma magari non si esclude che... Esatto, vediamo invece se è...
E se sarà positivo trasferirsi nella casa che ha adocchiato. Rosa, levaci mano. No, Rosa, guarda, lascia stare che li troverai. Magari ci saranno dei problemi, cerchiamo di capirne di più con le Sì, perché Sibille. magari i primi anni va bene, poi non racconto il caso che mi è successo una volta con un cliente, che gli ho detto non prendere quella cosa, e dopo 3 anni che l'ha presa è scivolato nella vasca da bagno, per fortuna era vuota e non c'era l'acqua, svenuto e si è solo rotto delle costole, però questo è l'inizio. Beh, ma magari poteva succedere anche in qualche altra casa, chi lo sa. Vero, però modo, magari non era proprio il massimo per quel Si fa la doccia, fai sempre la doccia così. Vabbè, cerchiamo di capire di più, vediamo cosa dicono. Era una battuta tanto per... Beh, certo. Allora, vediamo un po' cosa dicono le Sibille. Ups. Ecco qua. Beh, secondo me l'hai adocchiata e la possibilità anche di riuscire a prenderla non è... Che belle carte. Nel passato ho le mani un po' asciutte, non riesco a girare bene. Vede che oggi sei in forma stasera. Finito? Era buona la pizza. La sviolinata. Allora, ascolta, abbiamo detto che è Chiara. Chiara, beh, la casa ti piace, effettivamente amore, fedeltà, però malinconia mercante. Questo mi fa pensare che nonostante la casa ti piaccia, già devi fare bene una valutazione di prezzo. Non so se è una casa che hai adocchiato in affitto o se hai adocchiata per acquistarla. Comunque valuta bene, perché malinconia e mercante possono indicare che da un punto di vista economico o dal punto di vista della trattativa potrebbe non essere in tuo favore. Al presente è come se ti consigliassero di non compiere una leggerezza. Dunque valuta bene, vedi che c'è il dottore, valuta bene questa cosa, non sottovalutare nulla, nessun aspetto, perché potrebbero, uno sbaglio potrebbe procurarti non pochi pensieri. E poi anche quest'altra linea non è proprio il massimo, abbiamo il ladro denaro, dunque attenta, perché potrebbe, vedi, il ladro e denaro, proprio potrebbe esserci un esborso eccessivo, non onesto nei confronti di quella casa, oppure qualche insidia nascosta che adesso al momento non è visibile, ma che porterebbe una fuoriuscita di denaro con uno squilibrio, qualche perdita. E lacrime. Dunque, guarda, detto sinceramente, con una stesa così, nonostante la carta della riuscita, mi sembrano troppe salite, ok? Dunque considera poi che la riuscita è nell'arco dei prossimi 3-6 mesi, ma il pendolino può dirci di no, perché ha intercettato un evento o una circostanza che va al di là di questo periodo di tempo e che non è da trascurare. In effetti, guarda che in quella casa o vicini di quella casa potrebbero esserci delle persone non proprio favorevoli, e chissà, magari in futuro anche qualche scaramuccia legale con qualche vicina. Attenta. È vero che questa casa ti piace, c'è allegria e tutto, però magari fuori da quella porta lì poi ci sono delle problematiche che alla lunga ti rendono difficile poi. Per me, io con le carte che ho visto non mi sento di spingerti in quella direzione. Andiamo avanti, abbiamo... Ah no, era Rosa la domanda. Vabbè, comunque ho risposto a Rosa. Ciao, sono Mariangela. 13 marzo 81, vorrei sapere Lucio 16 aprile 81 se torna da lei. Sempre Marietto Veneziano. Sempre Marietto Veneziano. E sempre Hilde. Allora, è il mio compito stasera. Vediamo se Lucio torna. Vediamo se torna Lucio.
Lei è Mariangela. Ci metterà un po' a tornare all'ovile Lucio. È un pezzo, è un signore tosto questo, ci metterà un pochettino, ma alla fine. Vediamo se Lucio torna da Mariangela. Sembra proprio che insomma all'inizio non abbia nessuna intenzione, Però poi si vede che ci pensa su. Sì. Vediamo cosa dicono le sibille, cosa vedono nei prossimi mesi. Vediamo se Lucio torna da Mariangela. Beh, vedi che il taglio È scappato. Sì. Allora, ascolta, senti un po', ma c'è di mezzo un'altra, Qua c'è di mezzo un'altra, lui si è allontanato, per una forse più giovane di te, o leggermente più giovane di lui. Però ci metterà un po' a tornare, Deve prima viversi qualcos'altro, questa cosa, a quanto pare. In questo momento sembra che lui stia abbastanza bene. Non lo vedo particolarmente abbattuto, vedo che è lontano da te, ma insomma sembra che stia bene in questo momento. E tornerà più avanti, tornerà quando comincerà ad avere dei rimpianti, probabilmente comincerà ad attenderti, vedi che c'è la carta del belvedere e della matrice, la donna del cuore, dunque diciamo che tornerà non subito, io penso che 2-3 mesi prima che rientri, anche perché c'è un'impuntura d'orgoglio, ha fatto qualche cavolata di cui magari un attimino non va fiero o che comunque adesso non ammette di aver fatto questa leggerezza, no? Però poi tornerà perché c'è gran signore a casa, dunque sì, però devi avere pazienza, non sarà subito. Non sarà subito, Mariangela. Allora, abbiamo una domanda di Alessia. Buonasera, volevo sapere se c'è uno sbocco nel settore lavorativo. Mi arriverà una chiamata 15 marzo 76. 15 marzo 76. Vediamo dunque per Alessia. Sono quasi le 10. Va bene, facciamo ancora Alessia per la questione del lavoro. Sì. Vediamo se si sblocca questa situazione, se riceverà una chiamata lavorativa. Ma sembrerebbe proprio di sì. Qualcosina si sblocca, Alessia. Sì. Sembra di sì. Penso proprio di sì. Vediamo cosa dicono anche le sibille. Poi vediamo quante domande ci sono, perché se ce ne sono tante possiamo andare avanti un pochettino, perché insomma... Va bene, vediamo. Una mano la si dà sempre, anche due. Volentieri, certo. Vi ricordiamo comunque che siamo disponibili per consulti privati. La Ilde. No, anche il Marietto. Anche no, il Marietto. La Ilde. No. Sì, già anche il taglio annuncia di sì, una riuscita, una chiamata favorevole. Allora, la chiamata ci sarà. Tra l'altro, da quello che ho capito, o almeno da quello che intuisco, torni su un lavoro che hai già fatto, dunque è una richiamata, nel senso, sembra proprio che sia un lavoro
che hai già fatto, forse addirittura proprio nello stesso ambiente, stesse persone. Al momento lo so, lo vedo che sei un po' in ansia, c'è della contrarietà, delle situazioni da sistemare, dunque anche proprio bisogno, no? di questo lavoro, forse riguarda anche il ménage familiare, il bisogno appunto di rientrare al più presto. Effettivamente il colloquio c'è, vedi, stanza e allegrezza al cuore, dunque c'è non solo il colloquio ma anche una proposta valida. Dovrai comunque darti parecchio da fare, forse mostrare una certa determinazione o comunque su questo lavoro, insomma, dovrai forse lottare un po' e difenderti un po'. Ad ogni modo, credo che sia una chiamata a tempo, non vedo per un periodo, vedi che poi è destinato a bloccarsi, dunque o avranno ritardi nei pagamenti, il che mi dispiacerebbe, però da questa cosa potrebbe emergere dei ritardi di pagamenti, o comunque essere un lavoro a tempo, dunque magari per la stagione. Bene, adesso diamo uno sguardo, vediamo come hai detto tu, le domande che ci sono in coda. Tante persone che magari vediamo, sì, perché insomma è anche venerdì. Allora, certo. Allora, abbiamo risposto ad Alessia. Abbiamo Giovanni, una domanda, Claudia, una domanda, sì, Mary, Emily, Beatrice, Cristina, Christian, Patrizia, Monica, Vera, cominciano ad essere più di 10 già, 11, 12, 13, Marietto. Non ce la facciamo. 14, no, perché 15, non ho più il fisico. 16, non riesco a reggere. 17, no. 18, mi sta venendo la gobba, più ne leggo più. Allora ragazzi, facciamo così. Domani alle 4. Domani alle 4 saremo un po' più carichi. Sì, esatto. Perché a fine giornata siamo un filino sono stonti. vicino ai 60 anni, non riesco a reggere, perché le scene energetiche sono molto potenti. Sì, poi molte domande erano, anche se poste con, dire, in formula breve, però sì, noi percepiamo le emozioni, le cose le assorbiamo. Dunque, visto che praticamente siamo su una ventina di domande inevase, esatto, li rimandiamo domani alle 4. Vi rimandiamo domani alle 4, cari amici. Ci troverete sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Vi ricordiamo comunque che rispondiamo in ordine di arrivo, perciò alle 4 tempestate, fate le domande, perché in questo caso siete sicuri di ottenere una risposta. Allora, domani ore 16, canale YouTube del Marietto Veneziano. Come dicevo, siamo disponibili anche per consulti privati. Contattatemi se vi fa piacere al 347 8702 622, un consulto ha una durata di 1 ora e un costo di 20 euro. Detto questo, sempre io, va bene. Detto questo, allora vi aspettiamo domani, vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Sì. Hai detto tutto tu, non mi hai lasciato parlare. Comunque domani alle 4 nel mio canale, se siete nuovi nel suo, iscrivetevi anche nel mio, perché lei ha già 2000 iscritti, no? Io sono a 1150, sono un po' stretto, quindi aiutate anche me con qualche iscrizione per sostentamento, giusto? Esatto. Allora, c'è una persona che ha detto che preferirebbe parlare di radionica e radiestesia. Bene, Mary, vieni nel gruppo I Casti Sacerdotali. Bella domanda, Mary. Magia Sibille Tarocchi Radiestesia su Facebook, oppure iscriviti gratuitamente sul gruppo Telegram I Magi Cerceri Bertoldini. Ecco, questi sono i canali dove parliamo pure di questo. Oppure nel canale del Marietto Veneziano c'è proprio una playlist con più di 50 lezioni gratuite di radiestesia radionica. Anche io ho parlato di radiestesia radionica sul mio canale. Ma non bene come me. Va bene. Sul mio canale YouTube qua, cerca pure nella sezione playlist e trovi radiestesia radionica eppure radiestesia interattiva. Dunque
sicuramente potrai approfondire. Però Mary, questo è una sibile, perché vedi, lei dice non sempre le solite domandine conoscitive, però Mary, capisci che questo è proprio... No tesoro, noi il livello è già alto, ma noi lavoriamo e viviamo anche di questo, dunque se ti piace ci fa piacere se ci segui, altrimenti... Sì, capisci Mary? Quello porta da mangiare, i sibili portano da mangiare. Boh, anche la radiestesia. Anche la radiestesia, però è così. Va bene. Sì. Grazie a tutti, vi Buonanotte salutiamo. a tutti. Domani alle 4 nel mio canale, non nel suo. Fammi un po' di spazio che mi il vedono canale bene. del Sono Marietto. io, Va bene. Arrivederci a tutti, buonanotte. Buonanotte.